Buonasera, buonasera amici vicini e lontani, buonasera telespettatori, buonasera soprattutto e ciao alla grande famiglia dei Veneti Schiacciati. È la seconda puntata, sarà una puntata molto difficile per me, perché ci saranno delle situazioni che faranno veramente pensare, faranno riflettere a tanta nostalgia, a tanta insicurezza delle volte che abbiamo, a tanta superficialità non sapendo che abbiamo il bene più grande che è la salute. Vicino a me, che conduce assieme a me, c'è sempre l'Anna Maria Parisi, la nostra giornalista, che ringrazio. Ciao Mirella, buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa. Sì, questa sarà una puntata veramente speciale, più speciale di tutte della precedente, ma sarà speciale anche perché toccherà particolarmente i nostri cuori. Partiremo con due servizi di una persona che voi avete già visto anni fa e che veramente ci ha toccato il cuore. Questa volta ce lo toccherà ancora di più. Perciò io direi, Anna Maria, di partire subito con questi due servizi che faranno veramente riflettere. E vai! Ciao cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, perché stiamo incontrando Mauro, il nostro Mauro, eccolo qua che aspetta, la Mireluccia. E Mauretta è arrivata la Mireluccia, ciao Mauro. Mi sono rivolto alla Rete Veneta semplicemente perché la burocrazia purtroppo a volte per avere degli aiuti non è molto veloce. Ho la sclerosi laterale amiotrofica e praticamente da ottobre che sto facendo domande, sto facendo vari percorsi e adesso ho bisogno di una scala, un qualcosa che mi dia una mano per vivere il meglio che posso, per dare anche alla mia famiglia. Ho 2 bambine, la moglie non lavora perché se non ho mia moglie non ho praticamente, perché come vedete sono in carrozzina. Questa è la scala, vero Mauro? Purtroppo sì, che per me è incredibile. È un scalare l'Everest, non è niente. È qui che noi chiediamo la scala. Benedetta scala per poter salire queste scale. Sì, perché ancora adesso c'è la possibilità di entrare in casa tua. Esatto, che ancora adesso ce la faccio qualcosina, però come sentite faccio un po' di fatica. Un po'? Tanta? Mi sono rivolto a Rete Veneta perché so che immagino, spero almeno che Mirella, e sicuramente se mi sono rivolto a Mirella e a Rete Veneta vorrei le cose un po' più concrete per dare un po' di dignità alla vita, a quello che resta della vita. Quindi la burocrazia non mi deve far morire prima della malattia. Ecco qua Mauro. Grazie di cuore perché grazie di cuore a tutti sentitamente, veramente, da parte della mia famiglia, delle mie bambine, di mia moglie e anche da parte mia. Grazie veramente. E l'ultima parola che vuoi dire cos'è? Aiutatemi. Permesso, buongiorno, ciao carissima. Ciao cara. Ciao. Tu chi sei? Il mascotte di casa. Allora, io ti ho portato questi biscotti per le tue bimbe, perché sono, non potevo non portarglieli, sono troppo, a parte buoni, ma sono anche bellissimi da vedersi, e perciò ti ringrazio intanto di questa accoglienza gentilissima. Grazie a voi. E intanto chiedo a te, come sta Mauro? Bene. Sono contenta. Bene, siamo sereni. Siete sereni. Al di là della situazione siamo abbastanza sereni. E allora andiamo Cerchiamo. da Mauro e non vedo l'ora di vederlo. Dove sei? Ciao Mauruccio! Ciao grande Mauro! Ciao caro! Come va? Bene. Quanto contenta sono sentirti dire questo, e ti ringrazio tantissimo di questa testimonianza che tu, da grande persona quale sei, hai voluto oggi dare ai nostri ascoltatori. Tu mi hai detto una cosa che mi ha commosso, Mauro.
Mirella, sei sempre stata nel mio cuore. Mirelluccia, cos'è che vuoi dire, Mauro? È verissimo. Sto imparando a convivere con la bestia. E il testamento biologico finalmente mi dà una mano. Cosa ne penso della legge sul testamento biologico? Io sono un uomo di 52 anni, ho 2 figlie e naturalmente una moglie. Mi ritengo fortunato perché la sanità ha fatto passi da giganti. Io del resto ho voluto la tracheo e la PEG, mi ritengo fortunato perché anche con questa legge decido io di continuare la sofferenza di avere sempre una macchina che ti alimenta ed una che ti fa respirare, essere accudito da persone estranee, essere girato e rigirato con tutte le premure del caso, ma pur sempre doloroso e non poter dirlo fa doppiamente male. Io, come dicevo, sono fortunato se sono vivo e ancor di più se posso decidere della mia vita. Io non ammetto che ci siano strutture come in Svizzera per dare la morte pagando. Con questa legge decido io senza pagare. Io ho conosciuto personalmente una persona che lo ha deciso. Massimo rispetto per lui è sempre nel mio cuore, ma perché arrivare a tanto non è giusto. Ho lavorato per 10 anni in un ospice con malati terminali di cancro e credetemi, la cosa più bella è vedere la tranquillità e la serenità della sedazione palliativa. Vedevi persone soffrire per dolori atroci e da ansia tranquillizzarsi. Cosa ne penso? Era ora grande legge. Guarda, io non ho parole per esprimerti la mia solidarietà, la solidarietà di tutta questa grande famiglia che ci ascolta e ci segue, ma soprattutto volevo sentire dalle tue parole, dalla tua voce, veramente l'importanza di questa legge, perché c'è qualcuno ancora che la mette in dubbio. Cosa vuoi dire a queste persone che ancora hanno qualche dubbio su questa legge? La chiamano eutanasia, ancora. Non esiste che per un malato di malattie così invalidanti decidere un medico. È la dignità della persona, prima di tutto. Grazie di esserci, grazie di esistere, Mauro, e grazie di parlarci, perché io so che tu avevi voglia di parlare alla Mirella e a dire i tuoi pensieri. Noi siamo qua con Francesco, che invito a venire vicino a me, che porteremo in trasmissione perché tu sarai assieme a Francesco, sarai seduto vicino a me quel giorno, perciò io avrò Francesco ma avrò anche Mauretto, è vero? E sentiamo anche da Francesco cosa è successo nella mente di Mauro e cosa ha voluto fare Mauro, e poi ritorniamo da Mauretto. Eccolo qua, ciao Francesco, vieni vicino. Allora raccontami di questa cosa bellissima che è. Allora, circa un anno fa Mauro è venuta l'idea di scrivere un libro e così ci siamo sentiti, insomma è nata questa bellissima cosa e è durata circa un anno la stesura di questo libro che è appunto La Coccinella. È stata una bellissima collaborazione. Che bello questo titolo. La Coccinella, c'è anche un motivo molto particolare, infatti su quel lampadario Mauro ha visto per delle settimane una coccinella fissa, ed è anche una cosa molto strana il fatto che una coccinella resti ferma sullo stesso posto per molto tempo, e quindi gli ha dato un valore molto molto interessante a questa cosa. Infatti il libro si chiama La Coccinella anche per questo. Allora Mauro, no, perché io e Mauro abbiamo un'amicizia che va oltre, anche se non ci vediamo. A lui non bastava, lui voleva la Mirelluccia, se no non era contento, e dare il libro alla Mirelluccia. Perché Mauro? Perché hai fatto tanto per me. Non è vero, io non ho fatto tanto per te, io ho cercato di far capire che ti stavi aggravando e che avevi bisogno di aiuto. Io ho cercato di far capire che da soli non si va da nessuna parte e tu avevi bisogno per la tua famiglia, per te stesso, di essere aiutato.
e ho cercato di battermi per questo, Mauro, ma è a te che dobbiamo dire grazie, a te che porti questa testimonianza toccante, che fai sentire ancora la serenità di una famiglia nonostante questa maledetta bestia. Però la serenità è una cosa che ti fa vivere e ti fa piacere, e soprattutto avere anche al fianco, alla tua meravigliosa famiglia, anche questa persona splendida che è Francesco. Ecco, io penso una cosa, sai Mauro, Tara Gandhi mi ha insegnato una cosa, che nel mondo della solidarietà prima o poi ci si incontra e ci si aiuta. C'è un filo di Arianna, diceva lei, che ci unisce e ci aiutiamo tra di noi. Tanto è vero che il mio spot, le principali parole sono aiuto, aiutami, aiutateci, aiutiamoci. Cosa hai pensato quando hai sentito queste mie parole, questo mio spot, Mauro? Ho pensato che tutti dovremmo essere così. Cosa vuoi dire ancora? Che appello vuoi fare, Mauro? Nulla, che la vita va vissuta sempre perché è vita. Sto sempre lottando con la burocrazia, purtroppo io non ho tempo di aspettare, devono muoversi in fretta. La mia malattia non aspetta. Solo questo voglio dire, e che sono felice di essere vivo. Allora, noi vi lasciamo con queste parole di Mauro. Non serve che io aggiunga altro, però una parola la voglio aggiungere. Muovetevi. Ciao amici di Rete Veneta, e siete nel mio cuore, grazie al direttore Bacialli è diventato per me un amico. Guarda, lui sarà contentissimo, felicissimo di queste parole, Mauro, e soprattutto grazie ancora a te e alla tua meravigliosa famiglia. Ciao tesoro, ma ci rivedremo presto, te lo prometto. Francesco, cosa vuoi dire? Allibito per l'impossibilità da parte delle istituzioni di fornirmi il montascale, colse al volo l'opportunità che mi venne offerta da Rete Veneta di essere ospite di una loro trasmissione, il cui obiettivo era quello di dire basta a certe ingiustizie. Quella sera, in occasione delle votazioni regionali, erano presenti diversi esponenti politici. Ascoltarono il mio problema e unanimi affermarono che bisognava fare qualcosa per aiutarmi. Risultato? Il nulla. Soltanto la mia cara amica e personaggio pubblico Mirella Tuzzato, tramite Rete Veneta e il rispettivo direttore televisivo Luigi Bacialli, mi aiutarono economicamente. A loro rivolgo il più sentito grazie. Un grazie anche da parte nostra, Mauro. Avete visto nei filmati il prima e il dopo di Mauro. Il primo filmato riguardava la condizione di salute di Mauro di appena 3 anni fa, e quindi il secondo di pochi giorni fa, come la malattia lo sta divorando. Avete sentito anche nelle parole di Mauro, la vita è vita, in quanto tale vale la pena, deve essere vissuta. Muovetevi, le stesse parole che ha usato la settimana scorsa un'altra persona, un atleta, un ex maratoneta, Vincenza Sicari, di cui poi vi relazioneremo a breve. Nel frattempo apriamo le immagini con questo quadro che riguarda i nostri ospiti. Do quindi il benvenuto a Nicola Micele, comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Buonasera comandante. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Accanto al comandante l'ex ristoratore, purtroppo un ex risparmiatore delle banche venete, truffato dalle banche venete, Lorenzo da Parè. Buonasera Lorenzo. Buonasera, grazie dell'invito. E quindi avete sentito anche dalle parole, dal servizio di Mirella in precedenza, un brano del libro scritto da Mauro Benetton. Francesco, il nostro amico scrittore e artista Francesco Dal Poz. Accanto a Francesco
Katiuscia Colusso. Buonasera Grazie, Katiuscia. buonasera. La mamma, una dei residenti dell'ex Filanda, rimasta la settimana scorsa, ben 9 famiglie, 9 nuclei familiari completamente al freddo. Vi spiegheremo poi come sta andando a breve. Nel frattempo, comandante, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è il nostro ospite prestigioso, la chiamiamo così perché comunque come vigili del fuoco, voi che siete gli angeli del soccorso, avete fatto della vostra della solidarietà una professione che va oltre il lavoro stesso. Quando stavo guardando il filmato con Mauro, che abbiamo visto non riesce più a parlare, comunica con gli occhi, quindi con la scrittura QWERTY che traduce Col puntatore oculare. il battito dei suoi occhi in una voce. Ho visto che lei è venuto un magone. Sì, non può non venire un magone sì, ascoltando certe storie. Devo dire che poi il nostro lavoro ci porta spesso a contatto con la sofferenza, quindi è una professione particolare, una professione come tutte le professioni di aiuto, quelle professioni che portano soccorso, sì, quindi non siamo gli unici, ecco, penso agli infermieri, ai medici, certo, penso ai tanti volontari che svolgono questo tipo di attività. Ecco, comandante, andiamo subito al nocciolo della questione, anche perché per quanto riguarda voi angeli del soccorso, quindi angeli del fango, angeli del ghiaccio, a seconda di dove intervenite con anche le varie calamità che dovete affrontare, l'ultima calamità che vi ha visti protagonisti, purtroppo il disastro ferroviario di Pioltello nel milanese, no? Ha sentito la storia di cronaca di questo studio legale veneziano che si è geolocalizzato sul posto, alimentando le polemiche sul fatto che prestavano il loro servizio gratuitamente alle familiari delle vittime del disastro ferroviario, chiedendo l'equo compenso, il giusto compenso solo a risarcimento ottenuto. Si è parlato di questo studio legale come di uno studio di sciacalli. Lei cosa ne pensa al riguardo? No, guardi, Sono stati tempestivi forse non entro nel merito di questa questione. Invece confermo quello che diceva lei, che ormai i Vigili del Fuoco sono chiamati a lavorare, operare in scenari diversificati, molto diversi, no? dal treno al ghiaccio, al rigopiano, al terremoto e all'incendio. Ecco, l'incendio ormai è un'attività, costituisce circa il 20% dei nostri interventi, ecco. Non solo a Treviso ma su tutto tutto il territorio nazionale, quindi in tutti gli altri scenari ovviamente occorre adoperarsi in maniera con procedure, con tecniche di intervento diverse. Non volevo metterla in difficoltà, naturalmente mi chiedevo se magari da parte dello studio legale fosse una semplice, seppur speculativa, azione di lungimiranza. Non entra nel merito. Comandante, scusi, cosa ha provato quando ha visto le immagini di Rigopiano? Guardi, le immagini di Rigopiano sì, mi hanno toccato profondamente, le dirò di più. Io in quei giorni ero a Rieti, perché avevo un incarico nell'ambito della direzione di comando e controllo della protezione civile, quindi rappresentavo i Vigili del Fuoco in questo contesto, diciamo, organizzativo dell'emergenza, e quindi quando avemmo notizia di questo evento, sì, diciamo, a poco no, diciamo, non si ebbe subito contezza di quello che stava succedendo. Ecco, ricordavo prima, fra l'altro, abbiamo avuto la contemporaneità di tre eventi, no? L'emergenza neve, che già era in atto da un paio di giorni, il terremoto e la valanga. Ecco, quindi davvero tre coincidenze tragiche, tragicamente incredibili. Ecco, per quanto riguarda... È proprio una cosa che si poteva fare qualcosa di più, comandante. Ma, guardi, questa è la domanda che ci siamo posti in tanti. Davvero, ecco, io posso testimoniare riguardo al fatto che
Di quello che è successo si è avuto contezza man mano nel corso della serata. E poi io ho trascorso la notte insonne, ma non solo quella, anche quella successiva, ad attendere le immagini e le comunicazioni dei nostri operatori che stavano arrivando, dei nostri e di quelli della Guardia di Finanza, del Soccorso Alpino, di tutte le forze dell'ordine che sono intervenute poi in quel contesto. Ecco. Per carità, sono domande legittime. Io quello che mi sento di dire, ecco, vediamo le immagini a tal proposito della questione di Rigopiano, del vostro intervento. Quelli credo che siano momenti che siano la gratificazione di una vita lavorativa. Ecco. Quando riesci a portare in salvo una persona, ecco, un bambino nel caso specifico, credo che ti gratifica per tutti i sacrifici che hai fatto durante la tua vita lavorativa. Anche perché la vostra è una professione di aiuto per la quale vi interessate ai problemi delle persone. Siete andati da Treviso, un numero incredibile di vigili del fuoco è andato anche nella zona del sisma. Beh, lì a Rigopiano c'erano anche i colleghi di Treviso e di Venezia, oltre a una serie di rappresentanti di altri corpi e di altre istituzioni. Nello specifico, ecco, c'era un team USAR del Veneto. USAR sta per ricerca e soccorso in ambito urbano, quindi specializzato, i vigili del fuoco specializzati per la ricerca in ambito urbano, che si sono dovuti confrontare con uno scenario del tutto particolare come quello della neve, quindi una maceria del tutto particolare. Ecco, perché abbiamo anche le immagini che riguardano il precedente intervento anche sui luoghi del sisma. Comandante, quanti gli interventi nel corso dello scorso anno, e da quanto ho capito sono relativi proprio agli interventi dovuti da condizioni meteorologiche avverse? Gli interventi, il Corpo Nazionale effettua su tutto il territorio, quest'anno abbiamo toccato 1 milione di interventi di soccorso. 1 milione di volte in cui una squadra dei Vigili del Fuoco, una o più squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per portare soccorso. Di questo 1 milione di interventi, circa 300.000 sono stati effettuati solo sullo scenario emergenziale del terremoto in Italia centrale. Per andare, diciamo, al nostro piccolo di Treviso, ecco, noi qui a Treviso quest'anno nel 2017 abbiamo effettuato circa poco meno di 6.000 interventi, e di questi 6.000 interventi, come dicevo, la parte degli incendi riguarda circa il 20%, quindi tutto il resto riguardano il maltempo, come diceva lei, gli incidenti stradali, soccorso a persona, apertura porte. Vediamo anche le immagini di Amatrice con l'intervento anche degli uomini di Treviso, ecco, perché siete andati a supporto. Su Amatrice, sì, il personale di Treviso è intervenuto anche in maniera massiccia. Complessivamente tra il 2016 e il 2017 sono intervenute circa 350 unità da Treviso. Senta, comandante, ma dietro ai numeri ci sono tante storie. Quale quella che l'ha particolarmente colpita, o quali sono state? 2 su tutte. La storia che più mi ha colpito, ecco, posso dire che in questi 4 anni da quando dirigo il comando dei Vigili del Fuoco qui a Treviso, sicuramente quella più drammatica qui a Treviso è certamente quella di Refrontolo. La storia di Refrontolo, storia tragica di Refrontolo, se pensiamo anche al fatto che si stava svolgendo una festa lì, ecco, quindi davvero con dei risvolti tragici. E in assoluto, ecco, l'esperienza di Rigopiano, avendola vissuta lì a Rieti, ecco, seppur non, diciamo, sul posto, avendola vissuta nell'ambito di questo organismo che è la Direzione di Comando e Controllo della Protezione Civile, a distanza, con tutta l'ansia di avere informazioni. Ricordo ancora la notte quando sono arrivati i primi soccorritori che ci hanno mandato le prime immagini di notte. Di questo scenario non riuscivamo a capire dov'era la struttura, riconoscere, distinguere la struttura dal fango e dalla neve, quindi davvero
incredibile. Molti di voi hanno scavato a mani nude perché mancavano anche i guanti in dotazione per alcuni di voi, per buona parte dei vostri No, dica così, diciamo, noi abbiamo scavato, se ne è parlato abbiamo scavato, ma guardi, il Vigile del Fuoco è come diceva lei prima, è un operatore del soccorso, la nostra è una professione di aiuto. Per svolgere al meglio questa professione bisogna avere certamente una certa dose di coraggio, una certa dose di slancio, di generosità, ma noi diciamo anche tanta professionalità, perché il soccorritore, cioè colui che porta soccorso, non deve trasformarsi nello scenario in una persona da soccorrere. Quindi, certo, ci vuole anche comunque diciamo, molto senso del sacrificio oltre alla professionalità. A mani nude, ma hanno scavato anche con tecniche precise indubbiamente questa era per con dire procedure che comunque, operative ben precise. Nella solidarietà c'è proprio questa attività devozionale verso il prossimo. Certo. Io spero, comandante, che la protezione civile la affidino proprio ai Vigili del Fuoco. Guardi, ci spero talmente tanto. Questo io penso che come la Mirella pensano tante persone, perché siete preparatissimi, sapete dove mettere le mani, sapete dove non mettere le mani, cioè io penso che veramente se qualcuno mi sta sentendo la protezione civile, ma non solo la Mirella, lo dicono in tanti, dovrebbe essere data a queste meravigliose persone, a questo importantissimo corpo che sono i Vigili del Fuoco. La vedremo come prossimo assessore alla protezione civile, comandante. L'assessore è un ruolo politico che è diverso dal mio. Posso invece dire due cose a questo proposito? Beh, innanzitutto voglio dire, tante volte giustamente noi sottolineiamo gli elementi negativi, ma noi abbiamo un sistema di protezione civile, noi in Italia abbiamo un sistema di protezione civile di cui poter essere orgogliosi. Rigopiano ne è un esempio in termini di soccorso, il terremoto ad Amatrice ne è un altro esempio in termini di soccorso. Noi abbiamo la capacità di dislocare sul posto e di operare con migliaia di persone in maniera organizzata. In Dicomac, in questa direzione di comando e controllo a Rieti, venivano da tutto il mondo, quando dico tutto il mondo dico giapponesi, israeliani, a vedere come si operava in maniera coordinata tra tutte quelle forze che hanno divise di colore diverso ma che sullo scenario riescono ad operare anche in maniera coordinata. Ecco. La seconda cosa che voglio dire, le do una notizia, è di qualche giorno fa l'emanazione della nuova legge di riforma della protezione civile. Ecco, ai Vigili del Fuoco in maniera esplicita è stato riconosciuto il ruolo del coordinamento delle attività di soccorso nell'immediato, ecco, diciamo nelle prime fasi dell'emergenza, e questo sicuramente è un ulteriore elemento di miglioramento, diciamo, della catena di comando che necessariamente deve esserci in questi certo, anche perché specifichiamo che fa parte il Corpo dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno. Assolutamente sì. Ecco. Certo. Comandante, so che lei a breve ci deve lasciare, quindi chiedo ai nostri ospiti di avere ancora un po' di pazienza, perché volevo focalizzarmi con lei anche su uno degli interventi che riguarda i soccorsi alla persona. Credo della settimana scorsa, se non sbaglio, avete messo in salvo una nonnina ultracentenaria che era stata intossicata dal fumo. Cos'era successo? Sì, questo sì, accade sì, che ci siano degli incendi negli appartamenti. Vedete queste immagini che sono direttamente riconducibili a problemi magari all'interno della canna fumaria. Ecco, la nostra operatività è molto stagionale. In estate aumentano gli interventi di soccorso per il maltempo, quando si va verso l'inverno aumentano invece gli interventi relativi a problemi legati alle canne fumarie. O ai pentolini accesi e lasciati sul fuoco incautamente, accesi, assolutamente, o alle famose stufe per le quali poi ci si intossica. Assolutamente sì, però ecco, diciamo, noi prestiamo questo tipo di soccorso alle persone, e ci piace anche, questo voglio dirlo prima di lasciarvi, mi spiace ma devo andare via, ci prestiamo anche ad attività di solidarietà, forse perché fa parte del nostro lavoro,
Quindi oltre a farlo come compito istituzionale, quello del soccorso, attiviamo nel corso dell'anno anche diversi progetti di solidarietà nei confronti di tutte quelle o di molte di quelle associazioni che per un verso o per l'altro, spesso in situazioni drammatiche, vengono a contatto con il nostro lavoro. Ecco, quindi siamo ben lieti di svolgere questo tipo di attività e devo dire che tutte le volte che abbiamo chiesto qualcosa, ecco, per poter effettuare questo tipo di progetti, di mettere in atto questo tipo di progetti, sì, abbiamo sempre visto che le porte erano aperte, quindi certo. Noi ci sentiamo parte di questo territorio, sentiamo di dare e di ricevere da questo territorio. Grazie Comandante. Grazie Comandante Grazie a voi. per essere intervenuto e tanta fortuna, come si suol dire, continuate così con la vostra solidarietà, perché siete d'esempio anche per tutti quanti noi nel momento in cui abbiamo bisogno di voi. Grazie Comandante, grazie all'ingegnere Nicola Micele, Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Grazie a voi e un saluto ai vostri telespettatori. Grazie. Andiamo avanti con le nostre storie, perché abbiamo visto appunto come Mauro Benetton sia stato letteralmente divorato dalla malattia, dalla sclerosi, dalla SLA. E a tal proposito sembra sia affetta da una gravissima e sconosciuta forma di SLA anche l'ex maratoneta Vincenza Sicari. Ve la ricordate? Vi abbiamo raccontato la sua storia la settimana scorsa. Lei ha fatto una denuncia molto forte dicendo che si trova ricoverata nell'ospedale di Verona, dove a suo dire non riceverebbe le giuste cure. Perché? Perché dopo 3 trattamenti sanitari obbligatori, i famosi TSO, per i quali è stata dichiarata psichiatrica dalla struttura precedente che l'aveva accolta in quella di Roma, e così verrebbe trattata a suo dire anche nell'ospedale veronese. Abbiamo sentito la settimana scorsa la direzione sanitaria che ha detto non è vero, ne abbiamo attuato tutte le procedure secondo protocollo. In realtà cosa è successo nel frattempo, nel corso di questa settimana? Ve lo diciamo a breve, intanto vediamo l'appello di Vincenza Sicari. Muovetevi, dice, non lasciatemi qui, se no muoio. Il professore, ancora prima di conoscermi, d'accordo con i colleghi romani, da dove arrivo, mi dava della psichiatrica. Quando io sono arrivata qui, lui, nonostante il provvedimento giudiziario diceva che non c'era nulla di psichiatrico, ma di fare gli esami neurologici, lui ha continuato sulla stessa linea. Fatto sta che non mi ha mai visitato, mi ha visitato dopo più di un mese su richiesta della procura, quando sono venuti ad acquisire la cartella clinica. Quei pochi esami fatti di una parte del provvedimento sono sempre stati fatti sotto minaccia, sotto pressioni degli avvocati e del tribunale. E niente, sto qui a aspettare di morire in un letto di ospedale. Che dobbiamo fare? Penso che non sono né la prima né l'ultima, sai? Ne ho visti tanti in 4 anni, solo che io ho la forza di combattere, non gliela do vinta. E chi ha sbagliato paga. È brutto da dire, ma chi ha sbagliato paga. Come sto pagando io. Ecco, chi ha sbagliato paga come sto sbagliando io, perché nel frattempo sono intervenute ben 2 procure, quella di Roma e quella di Verona su rogatoria della Romana. Che cosa è successo? È successo che adesso c'è un'inchiesta aperta, quindi un intero reparto indagato. Mi sembra anche giusto. Un intero reparto, quello di neurologia, indagato con l'intervento per verificare appunto se sono state effettuate tutte le procedure richieste, tutti gli esami richiesti. E nel frattempo Vincenza è ancora in attesa di essere trasferita dall'ospedale di Verona a quello di Bologna, così è stato disposto dal giudice, ma è ancora lì. Allora, in attesa di collegarci telefonicamente con il suo legale difensore per capire come sta andando questa questione, abbiamo sentito a tal riguardo anche il presidente della Regione del Veneto, che ha carpito l'appello di Vincenza, e sentiamo cosa ci ha risposto. È assolutamente preoccupante la situazione. Io, da quando ho saputo di questa presenza nel nostro ospedale, da novembre scorso, ho subito attivato, perché contattato il direttore generale, che è il dottor Cobello.
ho chiesto la massima attenzione. Adesso so dell'ulteriore trasferimento presso l'altro ospedale e mi sembra di capire che noi non ne siamo venuti a capo, spero che comunque possa risolvere la sua situazione. Eccoci, allora avete sentito così il governatore. Vero è che comunque questa cosa cioè questo fascicolo aperto l'abbiamo nei confronti del reparto di neurologia dell'ospedale di Verona, il Borgo Roma, l'abbiamo saputo solo da pochissimo, e quindi si è riunito un pool di medici esterni, una commissione esterna, per verificare che siano stati effettuati tutti gli esami per i quali appunto dovrebbe essere diagnosticata una patologia che al momento non c'è nei confronti di Vincenza Sicari, ricordiamo paralizzata. Sì, soprattutto lei diceva aiutatemi, io non ce la faccio più, voglio capire cosa c'è nel mio corpo, di cosa sono afflitta, perché io penso che questo si deve. Non lo sanno, non riescono a capire, però questa persona ha diritto veramente di sapere cos'è questa malattia, per capire dove anche curarsi. Abbiamo l'avvocato in linea, l'avvocato Antonio Petrongolo. Buonasera, avvocato. Buonasera. Sì, buonasera a voi, buonasera a voi. So che lei fino a poche ore fa è stato con Vincenza, vi siete sentiti, quali le misure disposte? Ma è possibile che una persona per curarsi debba rivolgersi agli avvocati, alla magistratura, scusi? Ma diciamo che non è più un paradosso, ma di fatto è diventata la regola, a quanto pare, anche perché sì, io ho sentito poco fa la signora Sicari e stiamo forzando un pochino quello che è il provvedimento, perché pur essendoci l'autorizzazione da parte del giudice tutelare ai fini del trasferimento stesso, chiaramente c'è una situazione d'impasse tra i due nosocomi, in quanto uno poi solleverebbe determinate questioni afferenti a delle piccoli ostativi alla trasferibilità della stessa persona. Ecco, ma sa qual è il problema, avvocato? Che la Vincenza, nel momento in cui è stata diagnosticata come, mi consente il termine, psichiatrica, cioè matta, da parte dell'altro ospedale, non viene neanche curata, come se una persona che presentasse problemi di questo tipo non dovesse essere seguita. Incredibile. Sì, il controsenso è questo, anche se ovviamente ci tengo a precisare... Considerato che Vincenza sta bene da questo punto di vista, ecco, l'ha puntualizzato anche lei la volta scorsa. È in ottima forma mentalmente, ecco. Questo glielo posso garantire, Sì, è in ottima forma mentale. È in ottima forma mentale. Ma come già spiegavo l'altra volta, spesso e volentieri quando purtroppo non si riesce a trovare quella che è una causa di una tipologia così, di patologia, specie soprattutto dal punto di vista neurologico, si fa riferimento e ci si appoggia a quella che è una forma così di natura psichiatrica. Questo per trovare chiaramente una giustificazione ad una, non dico mancanza dal punto di vista sanitario, ma certamente ad una a un non approfondimento di quella che è la problematica stessa. Fatto sta che Vincenza è paralizzata e ancora oggi nessuno sa dire perché. Potrebbe essere un caso di medicinali sbagliati? Potrebbe trattarsi anche di questo? Di cure sbagliate? Ultimamente noi stiamo, dico noi perché abbiamo un collegio medico che ci supporta a noi legali, perché rammento che ad ogni modo non sono l'unico legale, siamo in diversi a dare appunto il nostro contributo a quella che è la causa della Sicari, della signora Sicari. Ultimamente, in ragione di quelle che sono state le nostre eccezioni, lo stesso Tribunale ha comunque voluto avere maggior compartecipazione in quella che è la disavventura, perché purtroppo sta diventando quindi potrebbe essere anche un caso di medicinali sbagliati dati alla Vincenza? Cure sbagliate? Potrebbe essere accaduto anche questo? Potrebbe essere un fattore di cause o di concause, che ad oggi hanno determinato una non conoscenza di quello che la Sicari oggi soffre. Peraltro insistiamo molto appunto su quelli che sono gli esami immunologici, che, si ripete, sono circa 3 anni e mezzo, 4 anni che la Sicari non sta ripetendo.
Quindi sono 4 anni circa che la Sicari non usufruisce di esami immunologici e quindi questo credo sia anche abbastanza importante perché comunque parla da sé, ecco. Avvocato, abbiamo sentito il governatore Luca Zaia. Quanto importante è avere le istituzioni vicine in questi casi così difficili? Allora, ringrazio a nome della signora Sicari dell'interessamento mostrato dal governatore Zaia, anche perché, e questo per mia attività professionale, personale, ho scritto più volte e ripetutamente al Ministero della Sanità, al Ministero della Salute, ma non ho mai ricevuto riscontro. Ecco. Abbiamo scritto più volte e ripetutamente, però abbiamo sempre trovato le porte chiuse. Quando la Sicari era qui presso Reggio Lazio, quindi sotto quella che è l'egida del governatore della Reggio Lazio, non c'è stata una latitanza in senso assoluto, e non mi vergogno a dirlo, ma è così. Quindi il fatto che le istituzioni siano vicine alla paziente in questi momenti così particolari, così delicati, reputo sia fondamentale. L'assenza purtroppo può essere poi facilmente interpretata, ma chiaramente poi ognuno è libero fino a un certo punto di agire nella adeguata maniera. Fatto salvo che poi chiaramente ne dovrà rispondere nelle opportuni sedi. Grazie Avvocato, poi ci risentiremo nel corso delle varie trasmissioni per capire anche nel frattempo come sta andando, come sta Vincenza, perché grazie all'Avvocato Antonio Pietrongolo, perché comunque con Vincenza ci sentiamo spesso e mi dice vi prego fate qualcosa, io piango costantemente tutti i giorni anche perché è buttata lì su quel letto d'ospedale. E noi seguiremo il caso. E noi la stiamo seguendo. Sì. Adesso capiremo nel corso delle prossime puntate se la magistratura si è mossa, perché hai sentito Francesca, addirittura perché venga curata è dovuto intervenire il giudice tutelare che ha disposto il trasferimento di Vincenza da un ospedale all'altro. Incredibile. Del resto tu hai letto un passaggio del libro che hai scritto con Mauro in merito anche al fatto di come siano state latitanti le istituzioni, certe istituzioni. Assolutamente, lui comunque anche nel libro parla proprio del fatto che la burocrazia è molto presente, diciamo, in Italia. Anche lui ha avuto le sue difficoltà proprio in merito a varie questioni, anche semplicemente, che ne so, il letto, che la prima volta che è stato fornito del letto era un letto sbagliato, quindi hanno dovuto poi sostituirlo, ma quando sono venuti a sostituirlo hanno sostituito solo le sponde. Insomma, questi piccoli grandi problemi che per un malato diventano enormi, e nel libro si parla comunque anche di questo, sì. Ecco, sì, però la piattaforma, perché siccome io ho seguito il caso ancora prima di Francesco, perché è un caso che veramente ormai è datato, la burocrazia, guardate telespettatori, guardate Grande Famiglia, è una cosa che distrugge. Sembrava che fossimo a un passo per avere questa pedana mobile, poi all'improvviso crollava tutto. Questa pedana andava nel buio, non si vedeva più. Allora io mi domando, Francesco, tu che adesso stai seguendo Mauro e lui giustamente dice guardate che io non posso più aspettare, secondo te, adesso che siamo anche sotto le elezioni, l'appello che tu vorresti fare ai nuovi politici, diciamo così Francesco, ai nuovi politici, che appello faresti? Mirella. No, io lascio la parola, lascio la parola a Francesco. Cosa vorresti dire, cosa vorresti chiedere, tu che adesso stai seguendo questo caso, come hai visto anche il caso della Sicari? E tu che sei un ragazzo giovane, quindi confidiamo anche nelle ipotetiche nuove leve. Sicuramente potrei parlare a nome di Mauro. Io salutiamo poi salutiamo, lui certo. E tutta la famiglia che ci stanno guardando. Certo, questa burocrazia, come dici tu, uccide o comunque rende le cose molto più difficili, quindi se fosse tutto molto più snello sicuramente sarebbe più semplice affrontare situazioni come quella di Mauro, appunto. Quindi quello, cercare di velocizzare, perché il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo nella vita, e quindi sprecarlo per certe cose, cose di questo tipo, assolutamente non è giusto per nessuno, nemmeno per i politici stessi. Infatti una cosa che dice... Scusami Mirella, non mi volevo... una cosa che dice nel libro Mauro e che mi ha molto colpita è stata questa frase: io ringrazio questa malattia, ha detto,
per me una frase incredibile, perché mi ha permesso di poter amare incondizionatamente. Esatto, lui proprio dice questo, parla del fatto che comunque è una malattia che lascia molto tempo, che da una parte è sicuramente positivo, dall'altra magari è più negativo, nel senso che comunque c'è più tempo da vivere nelle sue condizioni, però lui comunque dice di ritenersi fortunato anche perché sta vivendo la sua malattia, sempre parlando di tempo, sta vivendo la sua malattia nel XXI secolo, gli sono permesse cose che fino a qualche decennio fa erano impossibili, come ad esempio quello di comunicare con il puntatore oculare, quindi lui è riuscito a scrivere un libro grazie al puntatore oculare, e questa secondo me è una cosa fantastica. Lui comunque infatti in questo libro è assolutamente positivo in tantissime cose, quindi sicuramente in questo libro si parla della burocrazia, si parlano delle difficoltà, ma allo stesso tempo vengono affrontate con grande positività e allo stesso tempo con semplicità, nel senso positivo del termine, quindi in maniera semplice che tutti possono apprezzare. Quindi. Allora, però diciamo anche una cosa, questo libro se uno lo vuole comprare, adesso che l'ha visto, non è così semplice, perché questo libro non è che si trovi dappertutto nelle librerie e io sto cercando di aiutare Francesco e Mauro anche su questa cosa, perché sapete, tutti presentano libri, è facile quando sei famoso, è facile anche piazzare i libri quando sei famoso, ma quando non lo sei non è così semplice, sbaglio Francesco? No, sicuramente è difficile, un po' come in tutte le cose, il fatto è che comunque noi siamo partiti con l'idea che questo libro fosse letto da pochi intimi o comunque dagli amici di famiglia eccetera. Ci siamo ritrovati invece poi a dover fare una seconda ristampa perché e la prima... siete con la terza? Esatto, poi la scorsa settimana ci è arrivata questa mail, siamo rimasti entusiasti. Dillo. Questo libro è online su ilmiolibro.it, ecco, quindi se qualcuno lo volesse trovare, ilmiolibro.it, la coccinella e si trova. E ci è arrivata questa mail dove veniva comunicato che era stato il libro più venduto della settimana sul mio libro. E il mio libro, stiamo parlando, è qualcosa che comunque ha a che fare con la Feltrinelli, quindi non è proprio l'ultimo sito arrivato. E sempre nella stessa mail era scritto che essendo il libro più venduto sul mio libro abbiamo avuto una settimana gratuita di pubblicità sulla Repubblica, quindi è stata una cosa assolutamente fantastica. E poi per esempio siamo finiti, parlo al plurale perché appunto è stato un lavoro un lavoro di squadra, siamo finiti sul giornale grazie alla giornalista Marina Grasso, che saluto, che salutiamo. Siamo finiti sulla Tribuna di Treviso in una pagina intera dedicata al libro, quindi c'è stata... E siete tornati qua a Rete Veneta dove siete siamo partiti. tornati qua, infatti. Nel frattempo, mentre tu magari ci cerchi e ci estrapoli un altro passaggio del libro, volevo salutare un'altra nostra ospite che si è intervallata con il comandante Micele, Claudia De Marcus. Buonasera Claudia, che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle precedenti edizioni dei Veneti Schiacciati nel Focus. Volevo dire una piccola cosa, parlando di cifre, ovvero di persone purtroppo che molto spesso si riducono a numeri. I malati di SLA in provincia di Treviso sono quasi un centinaio, o un'ottantina o poco più, 500 quelli presenti in tutta la regione del Veneto, e da maggio dello scorso anno la regione del Veneto ha istituito una specifica impegnativa di cura domiciliare per i malati di SLA. Con un provvedimento di maggio dello scorso anno la Giunta ha assicurato un assegno mensile fino a 2.000 euro alle oltre appunto 500 persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Con questa impegnativa unica regionale i malati di SLA percepiranno pertanto un assegno mensile, e c'è anche un'altra cifra da dare, che la soglia massima di reddito per accedere a questo contributo, a contributo SLA, è fissata a 30.000 euro. Gli interessati hanno tempo fino al 30 di giugno per presentare l'indicatore aggiornato della propria situazione economica, il famoso ISEE. E tu ne conosci tanti di ISEE? Sì, ma quello che veramente io, che purtroppo bazzico tra questi ammalati, è una cosa incredibile la solitudine cui si trovavano certe famiglie, l'impossibilità di stare 24 ore su 24 con questa persona ammalata, perché dobbiamo capire che un malato di SLA deve essere accudito dalla sera
alla sera, alla mattina, alla sera, alla mattina, cioè non c'è tregua, sbaglio Francesco a dire questo, perciò voi pensate anche che sforzo, ma anche a livello psicofisico, che i familiari devono avere, devono fare. Allora io che ho visto la moglie di Mauro e poi faremo anche la prossima puntata, vi diremo ancora qualcosina in più. Io ho visto una persona che ha bisogno anche di aiuto, nonostante i soldi, c'è qui, ecco, e qui entra in campo il volontariato. E qui entra in campo la solidarietà, perché non ce la fa, perché fisicamente poi non può reggere ad accudire. Cosa vorresti dire tu, Francesco, che vivi con loro, diciamo, spesso? Beh, sicuramente la moglie appunto racconta che è difficile anche per il semplice fatto che lui ha bisogno anche di notte e lei è successo per esempio più di qualche volta in cui lui stavano entrambi dormendo, per esempio una volta si è spento il ventilatore, il respiratore, quindi quel dispositivo che gli permette di respirare. Essendosi spento lui non è riuscito più a respirare e ha cominciato, non riuscendo neppure più a parlare, ha cominciato ad accendere la televisione, sempre con gli occhi questo, ad alzare il volume. La moglie non si svegliava perché aveva un sonno profondo e stava veramente morendo in quel momento lì. E poi la moglie è arrivata e per fortuna si è salvato, però sicuramente ha bisogno veramente d'aiuto da cos'è mezzanotte a mezzanotte. Francesco? Che hanno preso una cagnolina, che sì. salutiamo, Chloe. Cosa fa? Ma sentite, perché è una storia veramente commovente. Cosa fa questa cagnolina se per caso la moglie di Mauro si addormenta? Va a svegliarla, quindi lei percepisce la situazione grave e va a svegliare subito la moglie e la moglie può appunto intervenire. Ecco, io volevo proprio dirlo, Anna, perché io penso che sia un passaggio da non trascurare. Pensate agli animali, pensate quanto importanti sono. Adesso li stanno inserendo anche nelle case di riposo, negli ospedali, sì, da tanto perché che veramente è una cosa importantissima. Perciò io ringrazio veramente Mauro, perché è stato lui, nonostante la moglie dicesse no, a volere questa cagnolina. Come sempre Mauro sei il numero 1. Lorenzo da Pare, e poi le chiamano bestie. Le bestie chi sono? Lei no, vabbè, noi no, magari qualcun altro, nel senso chi ci provoca sofferenza, ecco, laddove noi diamo fiducia. In questo caso di chi stiamo parlando? Delle banche. Delle banche. Lei, Lorenzo, aveva un'attività, quasi un secolo di storia di attività, portata di generazione in generazione, con grandi sacrifici in quel di Parè, in provincia di Treviso, quindi a Vittorio Veneto. E poi cosa è successo? È successo che i nostri risparmi ce li hanno fregati chi era al governo con una legge particolare, ha fatto sparire tutto, hanno regalato all'Istituto Bancario San Paolo di Torino tutti i nostri risparmi. I risparmi suoi, di sua moglie, oppure di suo figlio? E anche una parte di mio figlio, sì. Stiamo parlando di quante azioni? 6.000 da parte mia, che si sono accumulate in parecchi anni di sacrifici, e penso che la mia storia sia uguale a quella di tantissime altre persone. Poi quelli, diciamo, non dico maggiormente truffati, perché i soldi delle azioni sono stati volatilizzati da parte di tutti, siano quelli che magari li hanno pagati gli ultimi 2 o 3 anni di... Senta, 6.000 azioni, quanti soldi? I risparmi di una vita, diceva, del perché... 1988, 90, lì, 87. 30 anni di vita buttati via così? Sì. Di sacrifici? Sacrifici fatti da me, mia moglie, e purtroppo anche dai figli, indirettamente, perché da piccoli in poi, non sono mai stati privati di niente, come penso tutti i genitori possono fare per i figli. C'è chi anche per molto meno o molto più, insomma, ha cercato pure di farla finita. Abbiamo visto anche, abbiamo documentato, abbiamo il filmato, lo mandiamo in onda. No! Dai, Marin, no. Ma sono assurdi questi, non vedono niente. Dai, Marin, dai, sei importante per noi, Marin, basta! Sei importante per noi, basta! Basta, Marin, dai, Marin, sei importante, ti prego!
Gli attimi di concitazione, brandendo quel cappio fissato all'inferriata della banca, dove da Natale occupa con l'auto l'entrata della sede storica di Veneto Banca a Montebelluna. Fermato dai presenti e dai carabinieri, Marin Alarambie, il 59enne invalido romeno ex correntista che ha perso 100.000 euro con il crack. Io vi invito tutti quanti a mantenere la calma in un momento così difficile, a rispettare le necessità che anche le forze dell'ordine hanno in momenti drammatici come questi. Attimi di tensione e lunga trattativa per sedare gli animi esasperati, momento culminante di una nuova giornata di protesta. In campo scendono i risparmiatori per una catena umana in piazza organizzata dal comitato Don Torta. Figli del demonio! Tanti, troppi correntisti hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita. E se il fondo creato per rimborsarli ha ridato una importante speranza a chi ha perso tutto, resta l'amarezza di essersi sentiti ingannati. Questa rabbia difficilmente passerà in attesa di capire se almeno la giustizia farà il suo corso contro i vertici di quella banca in cui hanno creduto una vita ad occhi chiusi. Signor D'Apparè, cosa vuol dire alzarsi alla mattina e non trovarti più i soldi di una vita di lavoro, di sacrifici, di rinunce? Perché bisogna anche capire cosa provano le persone in un momento così drammatico. Cosa è successo nella sua vita all'improvviso una mattina? È un disagio che non auguro a nessuno, a parte quelli che purtroppo sono stati fregati, chiamiamolo così, da parte di queste persone di cui si diceva prima. E non lo so, l'amarezza, la voglia di ribellarsi, la voglia di farsi giustizia. Ci sono tante cose che ti scatenano dentro, però il modo di comportarti dici, ma perché queste persone hanno fatto questo? Io sono convinto di una cosa, che queste persone, una volta morta la loro vergogna, tutto è consentito. Loro se ne fregano di tutto e di tutti. E la finanza in questo periodo particolare ha avuto il sopravvento alla politica. In sostanza. Lorenzo, abbiamo visto che si è veramente commosso, si è emozionato, sì. aveva gli occhi carichi di lacrime che è riuscito a stento a trattenere, ma svegliarsi all'improvviso e trovarsi senza niente significa che cosa? Che tu dici, i miei risparmi, i miei sacrifici, i miei lavori per un domani, perché anni fa avevo percepito che la sanità continuava a mancare. Dici, per un domani. Ho avuto anche mia mamma che ha avuto bisogno di noi figli, l'abbiamo aiutata, entrambi abbiamo collaborato, abbiamo fatto quello che si poteva fare in casa e poi abbiamo dovuto portarla anche noi l'ultimo anno di vita in un posto dove potevano magari curarla un po' meglio che a casa. Più amarezza o più disperazione, Lorenzo? Entrambe. Entrambe. Però la forza d'animo di vivere, dici, e spero di star bene. Da dove attingere questa forza? Da dove Da trova? dentro. Cioè? Io ho avuto, che cos'è che la fa riscattare e dire io ho avuto voglio un'infanzia farcela? terribile, pertanto è da lì che ti nasce poi tutto. L'orgoglio stesso, non lo so cosa definirlo, una forza che hai dentro. Una forza interiore. Sì. Ecco, lei nel servizio di Nicola Zanetti dello scorso, di appena pochi giorni fa, del 12 gennaio, credo, lei era lì, era presente quando Marin cercò di farla finita? Eravamo tutti in circolo, io avevo un compito preciso di fare delle foto, un po' qualcosa per il nostro archivio, che se succedesse qualche cosa nei confronti di qualcuno, magari una foto, un documentato, ecco, fosse stato presente. Eravamo tutti in circolo. E Marin cosa ha fatto? Si è messo dietro questo circolo, vicino, come vedete c'è le ferriate, la finestra, ha chiamato una signora e gli ha detto aiutami che devo appendere dei cartelli. Poi ha cercato di farla finita, lì voleva impiccarsi. Esatto. È stato un attimo, eravamo tutti concentrati, ma è un attimo, 30-40 secondi, però lui... Già, da prima aveva organizzato, si era preparato a dire
tu aiutami a mettere la corda e io mettiamo i cartelli, ma perché? Cosa servono la corda per prendere? No, ma si vedono meglio, sai, in alto, in basso. Non avevate capito neanche voi quali fossero No, io le sue non intenzioni? aveva incaricato un'altra persona a fare questo gesto, si è allontanata a prendere i cartelli e lì poi per fortuna di fianco c'erano altre persone che hanno girato la testa. Si sono accorti? Sì, subito. Senta Lorenzo, lei si è costituito parte civile Sì. contro adesso le due banche e con Banca Intesa a cui si chiede di aver, visto che ha comprato le due banche, di acquisire anche gli ex risparmiatori. Certo, sì. Qui purtroppo sarà un percorso, penso, difficile perché da quello che mi risulta di aver letto nei giornali sono state pubblicate anche le scritture, non dico private o per intero, che Banca Intesa si tutelava tutti i diritti a suo vantaggio, che avrebbe comprato per €1 2 banche e tutte le attività in attivo, compresi, non so, gli stabili, per €1 2 banche di un valore, non lo so io, le cifre. Però è anche vero non che avrebbero risarcito noi risparmiatori in nessuna però maniera. è vero che per legge vale il principio che chi compra acquisisce anche gli ex risparmiatori, quindi adesso sarà da vedere come si svilupperà anche la questione del risarcimento. Non vorrei dire una cavolata, però lo devo dire. Nel 2011, quando è entrato il governo Monti, e anche dopo, hanno detto che le banche erano sicure, non c'era nessun problema, che andavano bene. La Germania ha attinto da un fondo banche, spero di poter dire la cifra giusta, c'è chi dice 300 miliardi, chi 400 miliardi di euro per sistemare le loro situazioni bancarie. Non so, gli italiani, in questo caso la loro governanti, non abbiano fatto le stesse cose. È un punto di domanda molto... Che ci facciamo in molti. Allora, Sì. torneremo a parlare di banche a breve, tra pochissimo. Adesso facciamo un piccolo stacco pubblicitario e ci vediamo tra poco. E ci vediamo tra poco.